Agostino Bonomo, dopo 40 anni in Confartigianato, iniziati come componenti della cooperativa artigiani Garanzia Asiago 7 Comuni, fino a raggiungere l'apice dell'associazione, lascia la presidenza di Confartigianato Vicenza e del Veneto. Una decisione maturata dopo la mancata candidatura alla presidenza nazionale, un'ambizione che andava al di là di quella personale. Io avevo questa ambizione che era quella di portare il modello Veneto a livello nazionale, per cui ambivo una candidatura nazionale. Ovviamente la candidatura nazionale deve avere un consenso attorno a sé, e il fatto di portare quello che è l'esperienza vicentina, l'esperienza veneta a livello nazionale, a mio avviso, era una forte innovazione per Confartigianato e avrebbe potuto portare alcune novità. Il mio obiettivo era quello di mettere un po' di ordine, un po' di chiarezza, anche a livello di regole, per cui di statuto, però è andata così, per cui ne prendiamo atto. Tra crisi economiche e pandemia, Bonomo è riuscito a mantenere la barra al centro ed anche oggi, che lascia il suo ufficio, non manca di far sentire la sua voce critica sulla situazione. Poi la grande delusione è che si sono messi a discutere se MES sì o MES no, anziché prendere questi soldi che avevano una destinazione d'uso che era risposta sanitaria, e organizzare in quei mesi in cui si era attenuata la stretta del Covid per organizzare una risposta sanitaria adeguata, che avrebbe fatto sì che magari in questo momento questi DPCM sicuramente non sarebbero stati così doverosi magari da prendere, ma sono doverosi da prendere perché si è dormito prima.